Quarta corsa del convegno, il premio Nordia, riservato a femmine europee di 4 anni vincitrici da Euro 1000 a Euro 6000. Corsa internazionale sui 1660 metri, partenza con l'autostart. I cavalli si stanno raggruppando appunto dietro il mezzo meccanico e noi andiamo a leggervi il campo dei partenti. Con il numero 1, God Save the Queen, VP dell'Annunziata per Fabrizio Mallozzi. Ginevra Princess e col 2 Francesco Di Maggio per la società di allenamento Lorenzo Baldi. Col 3 Ginger Spritz Andrea Farolfi per Andrea Sarzetto. Con il 4 Ginger Bar Tommaso Gambino per la società di allenamento Alessandrini. Col 5 Glamour Run Roberto D'Alessandro per lo stesso training. Gioiello DSE Manuel Pistone per Giuseppe Pistone. In seconda fila Guantanamera LG Giuseppe De Filippis alla guida e al training. All'8 Gelosia d'amore Antonio Greppi per Michela Racca. 9 Grace Time Q Ramon Notari per Diego Dall'Oglio. Grace Kelly Matley Alberto Garruto per Battista Congiu. Queste sono le 10 femmine che si affronteranno per questa dotazione di 4.620 euro. Si stanno tutti orientando verso la dritta, quindi verso l'autostart che li chiama appunto con l'illuminazione delle luci e i primi movimenti. L'allenamento è ancora ovviamente tutto da definire. Al momento il favorito della corsa è Ginger Spritz che corre sferrato come Ginevra Princess e Guantanamera LG. Sferrato all'anteriore Ginger Bar e ai posteriori Grace Time Q. Diceva il favorito è Ginger Spritz a 1,80 quota fissa, il controfavorito Gioiello DSA col numero 6 a 3,75. La macchina sta per entrare nella retta delle tribune che sarà il momento appunto dello start della corsa. È di galoppo Good Save the Queen, prova a partire molto svelutamente Gioiello DSA, altrettanto fa Ginger Spritz e quando siamo all'ingresso della curva Ginger Spritz e Gioiello DSE provano ad alzare la voce rispettivamente per prendere la posizione di leader. Manuel Pistone prova a parcheggiare in seconda posizione ma la manovra sì gli riesce numero al pelo. 4 Ginger Bar squalificato, numero 1 il concorrente che lo Good seguiva. Save the Queen, quindi davanti a tutti abbiamo squalificato. Ginger Spritz 13,8 per partire, quindi una signora partenza, poi segue il numero 6 di Manuel Pistone e poi tutti gli altri ovviamente sgranati perché la partenza ovviamente seguita da un immediato arresto della velocità della corsa, 15,3 secondi 200 metri. E Andrea Farolfi ovviamente porta il cronometro dalla sua parte e il gruppo ovviamente si ricompatta dietro a quello che è l'attuale leader. Entriamo nella retta delle tribune, le posizioni sono invariate, quindi il numero 3 davanti a tutti, poi il 6, poi il 2, poi il 5 di Glamour Run che prova a dare una mezza ruota, ma in terza ruota si sposta Guantanamera LG quando arriviamo agli 800 metri trascorsi in 1 e 1 e 2. Farolfi continua a guidare molto tranquillamente, Pistone segue, sempre in terza ruota prova ad avanzare Guantanamera LG, ma la sua azione al momento non sembra particolarmente efficace. Sembra ovviamente di altra misura quella di Gelosia d'amore Antonio Greppi che si lancia in quarta ruota e incomincia a costringere il leader ad accelerare in maniera molto molto decisa. Viene accelerato quindi il ritmo di gara, quindi Andrea Farolfi e Antonio Greppi ora si fanno sportellate quando si entra nell'ultima curva con Ginger Spritz che riprende ovviamente una lunghezza di vantaggio, Gelosia d'amore segue, all'interno Gioiello DSE sono rimasti in 3 a contendersi la vittoria, si chiude ovviamente la curva, l'ultimo parziale 14,8, Ginger Spritz ovviamente prova a difendersi, ci prova al suo interno Gioiello DSE, Ginger Spritz Gioiello DSE mette mezzo cavallo davanti e vince davanti a Ginger Spritz. Per il terzo posto dobbiamo vedere l'arrivo in slow motion, 1,15,4 per l'allievo di Manuel Pistone che va al successo e quindi bissa la vittoria ottenuta in giornata con Gimondi Jet, quindi seconda vittoria per Manuel Pistone, quindi primo il numero 6, lo ripeto ancora una volta, Gioiello DSE, al secondo posto il numero 3 Ginger Spritz, al terzo c'è una foto tra il 7 e l'8, quindi tra Guantanamera LG e Gelosia d'amore, e poi Grace Time Q a chiudere i 5 alle prime posizioni. Quindi
al palo si presenta al primo posto Gioiello DSE, questa figlia di Sebastian Key e Baby DSE, guidata da Manuel Pistone, allenata da Giuseppe Pistone, per Guido Gnoffo.